Tecnicamente i termini di custodia cautelare non sarebbero finiti, ma il dibattimento in aula è arrivato alla conclusione e non necessita più della custodia cautelare. E così gli imputati del processo per associazione a delinquere di stampo mafioso al cosiddetto clan dei Casalesi di Eraclea possono uscire di prigione, a partire da Luciano Donadio, che dopo 3 anni di carcere preventivo potrà far ritorno a casa. Il presidente del tribunale ha infatti accolto la richiesta dei difensori di Donadio disponendo l'obbligo di dimora nel comune di residenza. La scarcerazione è stata quindi estesa anche ad altri 13 imputati. Nadia Zanchin guida il comune di Eraclea che si è costituito parte civile nel procedimento. È una notizia che lascia un po' così, ma solamente perché non eravamo minimamente preparati a che fosse così presto. Poi per il resto, insomma, il procedimento è in corso e attendiamo anche noi la sentenza. L'avvocato Giovanni Gentili, legale di Donadio assieme a Renato Alberini, ha preferito non commentare il provvedimento. Continuiamo a mantenere un profilo basso, ha detto, come la delicatezza della natura del caso impone. Il processo dovrebbe concludersi questa estate con la pronuncia della sentenza di primo grado. Credo che comunque i cittadini continuino esattamente a fare come hanno sempre fatto la loro vita, ma non si lasceranno sicuramente influenzare dalla notizia di questa scarcerazione.